Pareggio di bilancio per l'ASL 4, il resoconto dell'attività dell'azienda presentato a Chiavari. La sfida del futuro si gioca sulla cronicità con l'apertura al privato. Chiavari, sul caso Torriglia, Giovanni Giardini e Alberto Corticelli rimettono le deleghe al sindaco. La mia funzione non è più assolvibile, dice Corticelli. Continuerò a svolgere la mia funzione politica di controllo, assicura Giardini. Sarà Città Metropolitana a gestire la gara d'appalto per l'assegnazione del servizio di raccolta rifiuti a Chiavari. All'orizzonte l'installazione di nuove isole ecologiche automatizzate. Il Padre Nostro è una preghiera concreta che parla della vita, nuova riflessione del Papa sulla preghiera insegnata da Gesù. In essa ha detto: il grido dell'uomo diventa dialogo. Maria Immacolata, patrona dei francescani, è la buona notizia per tutti. Il Vescovo ha proposto questa riflessione celebrando la messa al convento dei frati cappuccini di Sestri Levante. Sino a domenica a Chiavari, mercatino di Natale dell'operazione Mato Grosso, oggetti di artigianato in cambio di offerte che sosterranno un progetto didattico in Perù e in Bolivia. Calcio, in Serie C, prima sconfitta casalinga per la Virtus Entella che cede 1-0 al Comunale contro la Pro Patria. In Serie D il Sestri Levante batte la capolista Lecco 2-1, l'Avagnese in casa del Chieri sconfitta. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. Nella giornata della trasparenza sono state illustrate le attività dell'ASL 4 chiavarese, il bilancio sociale ma anche le sfide per il futuro, dunque la riorganizzazione ospedaliera da completare, il dato della popolazione sempre più anziana che richiede una maggiore attenzione sulle cronicità e l'inclusione del privato nelle scelte future. Il primo servizio. Il bilancio 2017 dell'ASL 4 chiude con un pareggio ottenuto non senza fatica ma con soddisfazione. Ad illustrarlo la direttrice generale Bruna Rebagliati, che sintetizza alcuni dei passaggi chiave della sanità nel Tigullio. Abbiamo attivato nuovi servizi all'interno delle strutture dell'azienda, completamente rivisitato la riabilitazione territoriale, quindi disabilità congenite, acquisite, riabilitazione motoria, portandole tutte all'interno della struttura di Chiavari, con grande soddisfazione dei nostri assistiti che ora trovano una risposta di grande valore all'interno degli immobili aziendali. Dal punto di vista strutturale, l'apertura della palazzina per i pazienti psichiatrici all'ospedale di Lavagna ha consentito una riorganizzazione degli spazi, favorendo la nascita effettiva di quello che diverrà un DEA di primo livello. Beneficiari in primis sarà il pronto soccorso. Stiamo facendo la progettazione esecutiva, ma stiamo già lavorando per spostare l'attuale pronto soccorso nei locali dell'ex SPDC per permettere l'avvio dei lavori. Abbiamo proprio fatto una progettazione a lotti perché ovviamente l'attività del pronto soccorso non si interrompe mai e quindi ci vorrà un po' più di tempo per avere l'intero pronto soccorso completamente raddoppiato nelle sue dimensioni e interamente operativo, ma sarà un grande pronto soccorso. Il quadro complessivo dei servizi offerti si armonizza con quello demografico in un territorio dove il 29% degli assistiti ha più di 65 anni. La sfida del futuro si gioca sulla cronicità. Vincere la sfida sulla cronicità vuol dire lavorare sulla prevenzione, quindi sugli screening, sugli stili di vita, ma anche su una più virtuosa gestione della cronicità e quindi l'integrazione tra l'ospedale e il territorio e la riabilitazione rappresenta sicuramente uno degli aspetti più importanti da affrontare. Abbattute significativamente le liste d'attesa, ora l'ASL 4 guarda al futuro, dove potrebbe avere un ruolo importante anche il privato. Questa rientra negli indirizzi programmatori regionali. Sicuramente è un'opportunità da non sottovalutare. Il cittadino potrebbe ricevere un servizio aggiuntivo senza alcuna differenziazione rispetto a quello che è abituato a ricevere. La politica adesso, veniamo a Chiavari. Giovanni Giardini ha rimesso i suoi 2 incarichi al sindaco di Capua, il primo relativo alla casa di riposo Torriglia. Giardini spiega che il suo compito sarebbe andato ad interferire con i 2 tecnici nominati nel Consiglio di amministrazione. Il secondo incarico riguarda la riqualificazione dell'area di Colmate e del Lido. Giardini fa sapere di aver atteso la chiusura del PUC da parte dell'urbanistica. Il consigliere assicura che continuerà a svolgere la sua funzione politica di controllo e di indirizzo per tutti i chiavaresi. Nelle immagini vedete anche il consigliere capogruppo di Avanti Chiavari Alberto Corticelli, che a sua volta ha restituito la delega relativa al Torriglia a causa dell'impossibilità di adempiere al compito, spiega in una nota. Di fatto, aggiunge, dal Torriglia non abbiamo avuto più alcuna notizia dopo il consiglio d'amministrazione del 15 ottobre scorso. È un CDA incapace di decidere e deliberare, pertanto, conclude Corticelli, anche la mia funzione non è più assolvibile.
Andiamo ora sul sito dell'ANSA della Liguria. Per il Movimento 5 Stelle della Liguria si perde un pezzo. Pisani infatti va con il nuovo centrodestra e dunque sosterrà Toti. Il gruppo regionale della Liguria del Movimento perde il consigliere Gabriele Pisani, che ha deciso appunto di passare al nuovo centrodestra, schieramento che appoggia la maggioranza. A darne l'annuncio la leader del gruppo Alice Salvatore e gli altri consiglieri. Con questa scelta si rafforza la maggioranza voluta da Toti, che unisce tutto il centrodestra. Ora conta su 17 voti contro i 15 dell'opposizione. Torniamo a Chiavari. Sta per partire la gara di appalto europea per l'assegnazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 6 milioni l'importo totale. La gestione della gara è stata affidata alla città metropolitana. Sentiamo. Sarà Città Metropolitana a gestire la fase di gara per l'assegnazione del nuovo appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Chiavari. La conferma è arrivata nell'incontro che si è tenuto a Genova con i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto proprio a questo ente se può gestire la gara, quindi la pubblicazione e quant'altro della gara, proprio per sgravare un po' il comune, gli uffici del comune di Chiavari e soprattutto per garantire la massima trasparenza di questa gara, che comunque è una gara importante perché ha un carattere europeo per l'importo e quindi più tranquilli e garantiti siamo e meglio è. Ecco, quant'è l'importo di base? Allora, l'importo di gara è oltre i 6 milioni di euro. Noi come comune abbiamo già completato tutta la parte del capitolato, che è la parte di fatto di individuazione del tipo di servizio che vogliamo, e quindi questo ci permetterà questa collaborazione con Città Metropolitana, che peraltro devo dire che è sempre di supporto con i suoi funzionari agli enti locali, può essere un buon modo per garantirci questi aspetti che prima ho accennato, di trasparenza, di correttezza e quant'altro. Nel capitolato non sono presenti sostanziali novità. Il nuovo appalto va nella direzione percorsa fino ad oggi. La sperimentazione delle nuove isole ecologiche però potrebbe rappresentare un elemento importante. Attualmente viene realizzata a costo zero per il comune. Se la sua efficacia sarà dimostrata nei prossimi mesi, si potrà valutare l'installazione di sistemi analoghi anche sul lungomare, nel porto e, perché no, anche nelle frazioni. Questi mesi che vanno da oggi all'assegnazione del nuovo appalto ci serviranno a questa amministrazione proprio per valutare il funzionamento di queste nuove isole. In quel caso è già previsto dentro l'appalto che possano essere implementate nelle altre location che sono già state individuate e in altre che siamo in corso di valutazione. La gara potrebbe avere un tempo di 5 o 6 mesi. La tempistica individuata in un primo tempo, circa 4 mesi, sarà di fatto superata. Città Metropolitana deve infatti recepire una norma di recente introduzione che prevede un passaggio ulteriore presso l'autorità anticorruzione che, di fatto, nell'ottica della massima trasparenza, allungherà leggermente i tempi per l'assegnazione del servizio. C'è un aggiornamento di viabilità, andiamo sul sito di Società Autostrade, in questo momento sulla A7 Serravalle Genova, tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo ligure, è stata necessaria la chiusura del tratto a causa di un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo la galleria Campora in direzione sud. Il mezzo pesante, per cause che sono ancora in via di accertamento, si è ribaltato su un fianco perdendo il carico. Il mezzo trasportava mangime per animali e appunto ha occupato entrambe le carreggiate. All'interno del tratto chiuso si segnalano lunghe code. Tutto esaurito sul bus 82 di ATP tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Da quando è stata ripristinata la linea, interrotta dopo la mareggiata di fine ottobre, ogni giorno le 26 corse previste viaggiano con un notevole carico di passeggeri. A dirlo oggi è il direttore operativo di ATP Esercizio, Roberto Rolandelli. Oltre a turisti e residenti salgono anche molti curiosi che con il pulmino vanno a vedere le condizioni della strada e la passerella pedonale appena inaugurata, anche se occorre ricordare che c'è un'ordinanza che riguarda la passerella. E ricordiamo che la presenza del bus navetta da 30 posti ha consentito a Portofino di rompere il suo isolamento e a Rapallo e a Santa Margherita Ligure di mantenere il collegamento con lo storico borgo, fondamentale naturalmente per ragioni turistiche.
Il comune di Sestri Levante ha acquistato 24 nuove telecamere per la videosorveglianza, di conseguenza il numero degli occhi elettronici posizionati sul territorio comunale è arrivato a 300. Le zone interessate sono Viale Roma, la zona di Riva Trigoso, San Bartolomeo, via Val di Canepa, l'incrocio Burattieri, il Parco Mandela, il Ponte Serlupi, il casello autostradale e poi ancora via Sara, il Lungomare, il Carrugio e Viale Dante. In parte si tratta di nuove coperture, in parte di zone dove il servizio era già parzialmente attivo. Si tratta di telecamere ad alta definizione installate progressivamente negli ultimi 4 mesi. Nei prossimi giorni, fa sapere l'amministrazione, sarà effettuato lo scavo per l'inserimento di un cavidotto in via della Chiusa per raggiungere la scuola di via Val di Canepa, dove è prevista l'installazione di ulteriori 2 telecamere, a cui se ne aggiungeranno una all'incrocio tra via della Chiusa e via Val di Canepa e altre 2 nella strada di via Pila de Queirolo. Infine, di prossima realizzazione, la copertura in fibra ottica del tratto di strada dalla Ferramenta Barattieri fino a Trigoso, all'altezza della piazzetta all'inizio dell'area pedonale. E ora siamo all'informazione religiosa. Il Papa questa mattina ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate alla preghiera del Padre Nostro e ha offerto una chiave di lettura di alcuni aspetti salienti. Vediamo la sintesi. La preghiera del Padre Nostro è breve ma audace. Gesù non insegna formule per ringraziarsi il Signore, anzi invita a pregarlo facendo cadere le barriere della soggezione e della paura. Lo sottolinea Papa Francesco all'udienza generale svoltasi in aula Paolo VI. Papa Bergoglio ricorda che nel Padre Nostro non ci sono preamboli, ma confidenza e fiducia filiale. La preghiera del Padre Nostro affonda le sue radici nella realtà concreta dell'uomo. Ad esempio, ci fa chiedere il pane quotidiano. La preghiera ci insegna Gesù, non inizia nell'esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno. Piuttosto si annida dovunque c'è un uomo, un qualsiasi uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda perché. In qualche modo la nostra prima preghiera è stato il vagito che ha accompagnato il primo respiro, un pianto in cui si annuncia il destino di tutta la nostra vita, la nostra continua fame, la nostra continua sete, la nostra ricerca di felicità. Gesù nella preghiera non vuole spegnere l'umano, non vuole anestetizzare, vuole invece che ogni sofferenza, ogni inquietudine si slanci verso il cielo e diventi dialogo. Taluni in passato hanno abbracciato la teoria che la preghiera di domanda sia una forma debole della fede, mentre quella più autentica è quella della lode pura, quella che cerca Dio senza il peso di alcuna richiesta. Ma questo, rimarca il pontefice, non corrisponde al vero. Dio è il Padre che ha una immensa compassione di noi e vuole che i suoi figli gli parlino senza paura, direttamente. Padre. Veniamo in diocesi, andiamo a Sestri Levante. Nel giorno dell'Immacolata il Vescovo ha celebrato la messa al convento dei frati Cappuccini. Vediamo. La festa dell'Immacolata Concezione porta alla radice della vita di Maria e così alla radice della vita degli uomini, perché in una società dove anche la distinzione fra bene e male diventa sempre più labile, ci ricorda che l'unico vero bene è Dio e che il male è staccarsi da Lui. La festa dell'Immacolata, celebrata con particolare devozione nella storia pluridecennale della presenza dei frati Cappuccini sulla baia di Portobello a Sestri Levante, è stata l'occasione per questa riflessione pronunciata dal vescovo Alberto Tanazzini durante la messa della vigilia. Maria non vive l'esperienza del peccato a differenza di ogni altra creatura umana, che però vive l'esperienza della redenzione mediante Gesù Cristo. Possiamo guardare il combattimento che ognuno di noi deve affrontare nei confronti del male, della tentazione, possiamo affrontarlo con decisione. Gesù ha vinto il mondo, dice lui stesso. Io ho vinto il mondo, non abbiate paura. Noi siamo in grado di vivere questo combattimento con grande fiducia, con grande speranza, con grande determinazione.
Per questo la festa dell'Immacolata è la festa di tutti. Maria Immacolata è la patrona dei francescani, che la venerano con particolare affetto. E qui a Sestri questa devozione riverbera in quella di tanti abitanti della zona della penisola che sono cresciuti e vivono tuttora all'ombra del convento. In questo tempo di festa la preparazione è stata curata da Fra Lorenzo, che ha predicato la novena. La Vergine Maria ci ricorda, lei vuole entrare con ognuno di noi nella nostra vita quotidiana. Ho cercato di trasmettere anche questo analizzando in questi giorni l'Ave Maria e quindi Maria non è in cielo chissà dove insieme a Gesù o la Trinità Santissima, ma è qui attorno a noi. Sta a noi allungare la mano e dire affidarci, ma anche affidare il nostro grazie quotidiano, questo sì. Prosegue il cammino di formazione per gli adulti organizzato dalle parrocchie di Sesti Levante, San Bartolomeo della Ginestra e San Pietro di Rivatrigoso. Quest'anno i fedeli sono invitati a leggere e riflettere sul Vangelo di Luca e dunque questa sera alle 21 nella cappella dell'asilo di Santo Stefano del Ponte si terrà un incontro su questo tema che sarà guidato da Monsignor Enrico Bacigalupo. Nel cammino dell'Avvento le lampade ardenti, il gruppo che svolge il servizio di adorazione eucaristica notturna al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari, si ritrova ogni anno per la celebrazione della messa aperta come sempre a parrocchie, gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali della diocesi. Quest'anno l'appuntamento è per sabato 15 dicembre alle 17:30 all'Acquarone di Chiavari. La messa sarà presieduta dal vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. Cambiamo tema, sino a domenica nell'ex chiesa dei Filippini di Chiavari sarà visitabile il mercatino di Natale dell'operazione Mato Grosso. In esposizione oggetti dell'artigianato realizzati nei luoghi di missione. Le offerte raccolte serviranno a sostenere progetti attivi in America Latina. Siamo andati a vedere. Sono oggetti dell'artigianato locale che provengono dalle zone in cui l'operazione Mato Grosso è attiva: Perù, Bolivia, Ecuador, Brasile. Un piccolo segno di condivisione nella luce di speranza del Natale. Manufatti in maglie e tappeti lavorati interamente a mano in lana di alpaca, presepi dell'artigianato, e quest'anno abbiamo anche abbinato un po' di antiquariato. La finalità dell'allestimento nell'ex chiesa dei Filippini a Chiavari è quella di sostenere le attività missionarie del gruppo, in particolare un progetto scolastico in Bolivia e Perù. Organizziamo nelle varie missioni le scuole che sono di 5 anni, interamente gratuite, perché i bambini si scelgono fra i più poveri. Parliamo di bambini e di famiglie che vivono a 3, 4, 5 mila metri sulle Ande del Perù e della Bolivia. Proprio in questi giorni è mancato il fondatore dell'operazione Mato Grosso, padre Ugo. Salesiano avviò questa realtà nel 1967 prestando aiuto ad un confortello in Brasile. Da quell'anno si è cominciato, il messaggio si è propagato, l'entusiasmo, il sogno di aiutare gli altri, i più poveri, soprattutto per i ragazzi, e aiutarli lavorando, sporcandosi le mani con le prime raccolte di carta, stracci, ferro vecchio, che ci ha visto appunto cominciare 40-50 anni fa, ormai 50 anni con questi lavori. In oltre 50 anni la scia tracciata da padre Ugo è stata calcata da moltissimi volontari mossi dal desiderio di fare del bene in un'ottica di reciprocità. Sicuramente noi diciamo di aiutare, ed è vero, ma riceviamo moltissimo, sia chi è là, sia noi che lavoriamo qui. Capiamo che questo è proprio un fiume che ci alimenta tutti. Carabiniere per un giorno. Vi raccontiamo questa esperienza davvero singolare ed emozionante che è stata vissuta da Gaetano, un bambino di 9 anni in cura all'Istituto Gaslini di Genova per una malattia rara. Il piccolo paziente aveva espresso il desiderio di poter salire sulle velocissime gazzelle dell'Arma, che tante volte aveva visto sfrecciare a sirene spiegate. Grazie alla collaborazione tra l'associazione Make-A-Wish e i Carabinieri di Genova questo sogno si è avverato. State vedendo le foto. Gaetano è stato accolto nella caserma del Forte San Giuliano e ha trovato ad attenderlo un Alfa Romeo Giulietta del nucleo radiomobile, a bordo della quale è salito con la divisa d'ordinanza. Dopo un giro a sirene spiegate, Gaetano ha potuto visitare la centrale operativa del comando provinciale di Genova e manovrato il robot degli artificieri antisabotaggio. Infine la fotoricordo sul ponte elevatoio del Forte San Giuliano insieme alla mamma, al medico del Gaslini, le volontarie dell'associazione e ai massimi gradi dell'Arma dei Carabinieri.
Si possono portare anche in piazza De Ferrari, allo sportello Liguria Informa, nel porticato del Palazzo della Regione Liguria, gli occhiali usati per la raccolta organizzata ormai da 15 anni dal Lions italiano. Gli occhiali vecchi, che non si usano più sia da vista che da sole, possono essere conferiti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Il centro italiano Lions per la raccolta provvederà poi al ritiro, classificazione e alla pulizia, per poi distribuirli alle persone bisognose in tutto il mondo. Prende il via nei prossimi giorni il calendario di incontri promosso dall'agenzia di sviluppo GAL genovese per la presentazione dei nuovi bandi che sono derivati dal PSR 2014-2020. Il primo, che è stato aperto, riguarda il settore delle strutture ricettive extraalberghiere. Il primo incontro è in programma a Gattorna. D'altra parte la Val Fontana Buona è una delle aree con il maggior numero di attività di questo tipo. L'intervista. Costruzione di nuove strutture ricettive extraalberghiere, riqualificazione di quelle esistenti e sostegno all'avvio e alla valorizzazione dei consorzi. Sono gli obiettivi del bando proposto dal GAL genovese, che rimarrà aperto sino al 21 febbraio. Il bando ha una dotazione finanziaria di 400.000 euro. Ed è rivolto ai privati, specificamente ai futuri o già esistenti appunto gestori di bed and breakfast, affittacamere, CAV, rifugi alpini ed escursionistici, nonché anche a consorzi di strutture ricettive extraalberghiere sia già esistenti o di nuova apertura. Naturalmente queste strutture devono ricadere all'interno dell'area di competenza del GAL genovese, che comprende le valli Stura, Orba e Leira, l'Alta Val Polcevera, l'Alta Val Bisagno, le valli del Recco e la Val Fontana Buona, inclusi naturalmente i comuni di Cogorno e Carasco. Il bando intende favorire la nascita di spazi e servizi dedicati all'outdoor. Gli interventi quindi consentiranno la realizzazione di depositi e officine per attrezzature sportive come bici, canoe o spazi interni ed esterni come bicigrill e tutto ciò che riguarda attività all'aperto. Ai giovani partecipanti sarà attribuito un punteggio maggiore. Faremo degli incontri sul territorio. Il primo previsto è quello di venerdì 14 dicembre alle ore 17. Per quanto riguarda l'Alta Val Bisagno, la Val Fontana Buona, le valli del Recco, presso la sala riunioni dell'ex scuola elementare di Gattorna di Moconesi. Come GAL, su quali strategie avete lavorato? Durante gli incontri che abbiamo svolto sul territorio già a partire dal 2016 sono emerse alcune necessità relative allo sviluppo del turismo, quindi la creazione di un sistema turistico più accattivante e naturalmente anche più diffuso sul territorio, poi successivamente inclusione sociale e contrasto al dissesto idrogeologico. Incontro questa mattina tra il sindaco di Zoagli e il segretario della CISL Area Metropolitana di Genova, Andrea Sanguinetti, sul futuro dell'asilo Merello. Il primo cittadino ha spiegato che entro pochissimi giorni farà la surroga dei 3 componenti del Consiglio di amministrazione della fondazione che gestisce la struttura e che tempo fa si erano dimessi. Con il nuovo CDA, dunque, riporta Sanguinetti, dopo il colloquio con Franco Rocca, verrà messo a calendario un nuovo incontro in CISL per definire la situazione. Questa mattina sono iniziati i primi lavori a Caperana di Chiavari, in località Case Sparse. L'intervento consiste nel tamponare le buche nell'asfalto e pulire gli scoli per migliorare il deflusso delle acque piovane. L'operazione ha coinvolto anche numerosi abitanti, con la soddisfazione del Comitato Cittadino Caperana Case Sparse. Scrive il portavoce Antonio Terzi: ho saputo infine che sono partite le prime raccomandate per la cessione bonaria al Comune dei lotti di terreno della suddetta strada. E sempre a Chiavari, da domani sarà chiuso al traffico Corso Lavagna nel tratto tra via Piacenza e via Cesare Battisti sino al termine dei lavori. La decisione è stata presa dall'amministrazione per proseguire con l'intervento di pulizia e di miglioramento dei canali di scarico dell'acqua piovana. Come mai Regione Liguria continua a non riconoscere ufficialmente il contratto di fiume Entella, costituitosi presso il Comune di Chiavari nel 2016? A chiederselo è il comitato che da anni si batte per promuovere il tema. Il mancato riconoscimento, si legge in una nota, non permette di elaborare e di presentare progetti di messa in sicurezza finalizzati a ottenere finanziamenti europei. Secondo il comitato, il contratto di fiume Entella è l'unica soluzione in grado di affrontare i problemi complessi dell'intero bacino prima che il dissesto idrogeologico provochi dei danni. Siamo alla cultura, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani, poi ci ritroviamo con lo sport. Appuntamenti in agenda per giovedì 13 dicembre.
Narrazione animata dello Schiaccianoci all'Auditorium San Francesco di Chiavari, l'inizio alle 10. L'iniziativa, dedicata in particolare agli allievi delle scuole, è promossa dall'Associazione Ligure Letteratura Giovanile. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16, nei locali di Villa Quairolo, Paolo De Lucia tratterà il tema Connolly, tutto ciò che muore. Alle 16, all'Hotel Monterosa di Chiavari, scambio degli auguri di Natale tra gli aderenti all'Associazione Italo-Britannica, spazio ai canti e ai tipici dolcetti inglesi delle feste. In serata alle ore 21 nella Sala Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante sarà presentato il libro di Giancarlo Pinto dal titolo Abbecedario fotografico. Schifo Drek di Robert Schneider con Graziano Piazza è uno spettacolo a cura di Cesare Lievi che andrà in scena alle ore 21 al Teatro Comunale di Sori. La storia parla di un immigrato iracheno. Infine ricordiamo che è aperto tutti i giorni, sino a gennaio, il presepe di Paggi sulle alture di Carasco. La natività è stata realizzata in un antico frantoio e con personaggi costruiti a mano con vari materiali. L'orario di apertura dalle 15 alle 19:30. C'è ancora un appuntamento per la giornata di domani dalle 8:30 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 16:30 al Centro Formazione Professionale Altiero Spinelli del Villaggio del Ragazzo, che si trova in via Adamoli 3 a Genova. Si terrà il primo dei 3 Open Day dedicato al percorso triennale di istruzione e formazione corso operatore meccanico, un corso che permette di ottenere una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo. L'operatore meccanico è una figura in grado di eseguire le lavorazioni al banco, utilizzando macchine e utensili tradizionali come fresatrice, tornio, trapano, rettificatrice, lapidello e così via. Durante la giornata dell'Open Day sarà possibile visitare i laboratori e gli ambienti del centro. E siamo così allo sport. Calcio, iniziamo dalla Serie C, prima sconfitta casalinga per la Virtus Entella, oggi impegnata al Comunale contro la Pro Patria, la sintesi di Niccolò Pagliettini. Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B non è andata in scena francamente una bella partita, è stata una gara avara di grosse emozioni nella quale Entella ha faticato fin da subito a dare una sterzata al match, facendo fatica soprattutto ad alzare il proprio baricentro e a costringere la formazione Bustocca nella propria metà campo. La doccia gelata poi è arrivata al secondo minuto della ripresa, quando su azione di rimessa la Pro Patria ha approfittato al meglio di una disattenzione del retroguardia dell'Entella per trovare con Gucci, attaccante numero 9, la marcatura del definitivo 1-0. Nonostante ci fossero ancora tanti minuti a disposizione per i ragazzi di Boscaglia, l'Entella non è mai riuscita a creare grossissime occasioni da gol. Adesso però il campionato continua a correre, perché domenica l'Entella giocherà sul campo dell'Arezzo, che è una delle squadre più accreditate per questo campionato, per poi tornare il 23 qui al Comunale contro la Juventus Under 23. Non è stata la solita Entella brillante, frutto di tanto impegno o qualcosa di diverso? È frutto un po' di tutto, dei tanti impegni, di rotazioni continue, in merito dell'avversario, vuoi la giornata non brillantissima da parte nostra, un po' di cose, tante componenti che magari poi determinano un risultato negativo, nonostante, ripeto, secondo me assolutamente non meritassimo la sconfitta. È stata una partita un po' così farraginosa, non fluida, non è stata una bella partita, però oggi è una sconfitta che può essere anche salutare. Da oggi bisogna tirar fuori il fatto che molti errori non bisogna più commetterli, visto che ci siamo passati, alcune cose invece su alcune cose dobbiamo puntare di più. Io devo guardare il bicchiere mezzo pieno, naturalmente vedendo anche gli errori, però se non ci fossero ogni tanto le sconfitte sarebbe tutto facile e bello, e secondo me non miglioreresti mai, quindi oggi io la prendo in questa maniera, è una sconfitta che secondo me ci può fare solo ed esclusivamente bene. Oggi si è giocato anche in Serie D, nel girone A, impresa del Sestri Levante che al Sivori ha battuto la capolista Lecco 2-1 grazie ad una doppietta di Croci. La Lavagnese invece ha perso 2-1 in casa del Chieri. Per i bianconeri è andato in rete Fonciocc, in classifica Corsari a 20 punti, Lavagnese ferma a 17. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Missione Mondo. In particolar modo parleremo di Medici Senza Frontiere con la coordinatrice di Genova, Fosca Scotto di Perta, e con Silvia Dalla Tomasina, che è un'operatrice sanitaria impegnata in Afghanistan. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul nostro sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.